cominciare, è l'occasione per poter rilanciare la voga veneta a Venezia. Voglio ringraziare il Presidente Zaia per l'ordinanza che ha voluto rilasciare per consentire alle persone di stare in barca, perché in tutto rispetto alle regole vogliamo tornare a dimostrare che la gente può socializzare. Dimostriamo a Venezia di rilanciarci, è un esempio perché sappiamo che saranno mesi difficili, dobbiamo rilanciare la socialità, dobbiamo uscire dalle case, dobbiamo rilanciare l'economia, far ripartire le fabbriche, le aziende, il turismo, e a Venezia vogliamo dimostrare. Qua a Venezia, ma vale come tributo anche per Mestre, per Chioggia, per Sandonà, Mirano, Dolo, tutti, Portogruaro, tutti i sanitari italiani. Vi rappresentate con grande dignità. Grazie. Grazie a voi. Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia andiamo, sì! Viva San Marco, e viva i glori del nostro il nostro sindaco, tutte le miniere, tutti gli appassionati, torniamo a vogare, torniamo a divertirci lungo i canali e la nostra laguna. E grazie al nostro past president. L'idea di partire dalla storia, guarda, io cito sempre il Giappone, perché Venezia ha questo riferimento, noi abbiamo questo riferimento. Il Giappone è la massima rappresentazione della storia, come lo è Venezia evidentemente, della tradizione da cui partiamo, per avere però anche parallelamente la grande modernità. Ecco, a noi manca la seconda, dobbiamo arrivare alla grande modernità. Per cui Venezia, il progetto Venezia è consolidare, sviluppare, difendere tutta la storia per pensare alla modernità. Siete voi la modernità, no? I nuovi mezzi di ascolto, il nuovo modo di comprare, le nuove tecnologie, i giovani che possono fare start-up. Venezia è un luogo ideale, magico per fare università, per fare attività, ma non assistite. Vogliamo giovani europei che hanno voglia di sfidarsi, di rischiare. Non vogliamo regalare soldi o buttarli dalla finestra, vogliamo investire sui giovani che hanno idee, con l'ascensore sociale verticale, come si fa negli Stati Uniti. Non importa di chi sei figlio, è quanto e cosa pensi. Quello che fai non devi rispondere per gli altri, rispondi per te e per le tue azioni. Questo deve essere il mantra europeo.